Cari telespettatori, rieccoci anche quest'oggi insieme. Ve l'avevo detto l'altro giorno, anche quest'oggi cerchiamo di darvi delle informazioni su che cos'è questa indipendenza veneta. Lo facciamo proprio supportata dai nostri esperti. Cesare Busetto, ben arrivato qui con noi, e Pietro Bortolin, grazie Buongiorno anche a lei, e di Indipendenza Veneta. Allora, avete trovato, molti di voi, non tutti lo sappiamo, abbiamo già avuto le segnalazioni, hanno trovato nelle cassette delle lettere una busta con scritto plebiscito. Alcuni hanno parlato, hanno detto si sta facendo un referendum per l'indipendenza, cosa sta succedendo, insomma cerchiamo di darvi delle informazioni più precise. Allora abbiamo chiamato gli esperti di Indipendenza Veneta per informarvi, per cercarvi di rendere edotti di che cosa si vuole arrivare a fare, soprattutto per far comprendere a tutti cos'è questo concetto che si mutua di indipendenza. È l'autonomia, abbiamo già detto l'altro giorno, c'è una differenza radicale in un momento in cui in tutta Europa ci sono dei fermenti molto importanti, nazionalistici da un lato, indipendentistici dall'altro, anti-europeisti dal terzo, e allora tanti si preoccupano: ma indipendenza vuol dire uscire dall'Europa, vuol dire uscire dall'euro? Chi lo dice con contentezza, chi invece lo dice con grande timore e paura. E cosa succede al nostro paese con un debito pubblico così importante? Ma forse Renzi ci può salvare? Insomma, ci sono tante idee contrastanti che si stanno muovendo in questo periodo, un periodo particolare di fermento, e tanta scontentezza e delusione. E allora adesso do subito a voi la parola, che così ci spiegate meglio, anche perché poi ci troviamo quest'oggi perché domenica in modo particolare voi state organizzando a Padova un raduno, una festa o qualcosa, esatto, di un momento di incontro. Allora partiamo da questo, poi ne riparleremo ancora e dopo entriamo nei concetti più tecnici. Vabbè, allora, noi domenica organizziamo appunto una festa, perché il termine è giusto, festa, perché non è né un raduno né una manifestazione. La cosa bella del nostro movimento, del nostro modo di agire e di pensare, è che noi non siamo contro qualcosa o contro qualcuno. Non ce l'abbiamo con l'Italia, non ce l'abbiamo con l'Europa, perché spesso essere contro è un modo per dire non ho un'idea, mi pongo comunque all'attenzione in un determinato modo. E noi non vogliamo manifestare contro nessuno, vogliamo, quello che cerchiamo di fare, il nostro sogno, è quello di informare i veneti, che è veramente una cosa basilare per noi. Informare i veneti che c'è la possibilità legale e pacifica di portare il Veneto all'indipendenza. Cos'è indipendenza? L'indipendenza del Veneto vuol dire fare del Veneto, oggi, quindi territorio Veneto-regione, una nazione nuova, che va a riprendere comunque una storia millenaria, ma comunque una nazione nuova in Europa. Quindi non chiusa dentro se stessa come qualcuno può pensare, ma proprio un qualcosa che sia nuovo in Europa, aperto al mondo, come siamo sempre stati. Qualche detrattore può dire ma il Veneto è piccolo, eccetera. In effetti la tendenza nel mondo, se andiamo a vedere la quantità di stati nati dal dopoguerra ad oggi, è quello che il territorio piccolo, la nazione piccola, che sia anche uniforme come popolazione o comunque come interessi, come modo di ragionare o come tradizioni, funziona meglio. Vediamo, la Slovenia ad esempio è una nazione che sta funzionando bene, è relativamente giovane e conta circa 2 milioni e mezzo di abitanti. Noi siamo in 5 milioni, quindi siamo una quantità più che sufficiente per stare in piedi. E la manifestazione, appunto, la festa che facciamo domenica, serve per informare i veneti, ma soprattutto per dare poi un grosso segnale, mi passi il termine, coraggio, alle istituzioni che oggi hanno il potere, il dovere, secondo noi, di decidere in merito al referendum che abbiamo portato un anno fa ormai, votarlo e indire il referendum per sentire democraticamente i veneti se vogliono nascere come nazione nuova o se vogliono rimanere in Italia. Rispettiamo anche i no, però che si voti. Allora, però intanto la giornata di domenica è aperta al pubblico, a tutti. A tutti, Sì, a tutti. Si svolge a chiunque, alle alla famiglie. Fiera, dov'è? Alla Fiera di Padova. Fiera di Padova. Sì. Quindi è una giornata dove ci si può informare, ci sono spettacoli. Ci sarà musica, ci saranno spettacoli. Sì, noi l'abbiamo proprio... Ci vedo inizio alle 11, se non sbaglio. Alle 11 saremo il Gonfalone di San Marco, che per noi è la nostra bandiera, con secoli e secoli di storia.
È, ripeto, una festa aperta a tutti, l'ingresso è completamente gratuito. Quindi vedo festa popolare per l'indipendenza del Veneto, con musica dal vivo, stand gastronomico, Sì, festa dei giovani, animazione per i più piccoli, quindi dai grandi... Sì, abbiamo cercato perché vede, per noi molti possono pensare che molti vedono in un'accezione negativa questa idea di indipendenza, invece è un messaggio assolutamente positivo. Che deve essere, come diceva Pietro, va vista, non siamo contro nessuno, nemmeno contro l'Italia, ma va vista proprio come una bellissima iniziativa, una bellissima giornata di festa. E l'indipendenza è una cosa bella, è un messaggio di libertà per un popolo. È proprio il principio cardine sul quale si svolge tutta la nostra azione, che è quello del principio dell'autodeterminazione dei popoli, sancito, che è un principio fondamentale della Carta dell'ONU, è un messaggio di libertà, di positività, viene paragonato al diritto alla vita, quindi è una Ecco, io adesso faccio mutuo anche delle osservazioni che sono state fatte anche da chi ci ascolta, comunque in genere, ma è un messaggio anti-europeista quando parliamo di Unione Europea? Assolutamente no. Di cercare di abbattere questi sempre più confini, limiti, vede, eccetera? È la vera concezione, parlo dal mio punto di vista, poi possono esserci tante sfumature, è la vera concezione dell'Europa, l'Europa dei popoli. Come ricordava molto bene il professor Carlo Lottieri, che è un professore universitario che si è appassionato alla causa dell'indipendenza del Veneto, l'Europa dei popoli è proprio quella che nascerà, pensate alle Fiandre, alla Catalogna, alla Bretagna, alla Scozia, cioè questi sono i veri popoli, non le nazioni. Dovremmo arrivare proprio all'Europa dei popoli. Quindi il Veneto, poi possiamo esserci in Europa come non esserci, è una valutazione sinceramente che possiamo fare anche in un secondo momento. Il primo step del percorso pacifico, legale e democratico che noi stiamo cercando, diciamo, di attuare è proprio, come diceva il mio collega, l'indizione del referendum, ed è per questo che stiamo raccogliendo tutt'oggi nei nostri gazebo centinaia e centinaia di firme fino ad arrivare a 100.000, proprio per spingere i consiglieri regionali a votare, a portare in votazione la proposta di legge 342, che è ferma lì da un po' di mesi. È una proposta di legge molto chiara e semplice, che proprio: vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì, no. Quindi è un messaggio molto semplice, che vogliamo che i veneti si esprimano su questo messaggio. Perché ferma lì? Visto che non so se basta tutta la trasmissione, ma semplificando. No, raccontiamolo un attimo, spieghiamolo in modo semplice. Noi cosa è successo, quindi andiamo un po'... Sì, andiamo per gradi. A novembre del 2012 è stata approvata la risoluzione 44, che è stata portata da noi in Consiglio regionale del Veneto. Cos'era la risoluzione 44? Che impegnava, e impegna tuttora, sia Luca Zaia che Clodovaldo Ruffato, quindi due presidenti delle due, del Consiglio regionale della Giunta, a prendere praticamente contatto con le istituzioni europee affinché si faccia il referendum in Veneto, appunto, per l'autodeterminazione del popolo veneto. A febbraio del 2013, mi pare il 26, abbiamo portato con un'altra passeggiata a Venezia una proposta di legge che è stata scritta dai valenti avvocati che fanno parte proprio di Indipendenza Veneta, che rende, una volta approvata, rende attuativo un qualcosa che oggi non c'è, perché non è prevista la possibilità di fare un referendum in Veneto con validità territoriale veneta oggi, perlomeno non come serve a noi, perché abbia una validità internazionale. E sulla validità poi torneremo eventualmente anche con un altro argomento. Da lì è stata discussa, mi pare, a giugno la prima volta, e hanno rimandato la seduta. È stata discussa nuovamente a settembre ed è stato deciso di non decidere. Quindi praticamente si sta temporeggiando. La mia impressione è che si aspettino le europee per tutto, perché comunque già l'anno scorso si era già in vista in programmazione europea per chi fa questo di lavoro, quindi è un peccato però.
Ecco, perché aspettare le europee, perché temporeggiare, cioè cos'è? Perché c'è tutta una serie di cose che vanno messe a posto e di visibilità che chi lavora nella politica vuole avere prima di prendersi un rischio. Le faccio anche un altro esempio. La risoluzione 44 è stata firmata da 42 consiglieri regionali su 60, quindi a dimostrazione di una trasversalità fortissima, si va dall'estrema sinistra al centro-destra. Quindi questa trasversalità, poi un'altra cosa, credo che molti consiglieri regionali fossero completamente all'oscuro di che cos'era il percorso, perché Indipendenza Veneta ha sempre lavorato dall'esterno, teniamo ben presente questa cosa, noi non abbiamo nessun rappresentante all'interno del Consiglio regionale, quindi abbiamo dovuto Siete sempre... un movimento. Siamo un movimento, non ci presentiamo nemmeno alle elezioni europee, amministrative, quindi il nostro simbolo non lo vedrete, vogliamo proprio restare completamente... Perché questo? Proprio per non perdere il nostro slancio, la nostra forza di essere movimento completamente trasversale e questa quindi è una cosa... persone di partiti diversi possono aderire al movimento a prescindere? Certamente, certamente. Questo abbiamo anche esempi nel Consiglio regionale di persone, posso dirlo, Pietrangelo Pettanò ha votato sia la risoluzione 44 che dell'estrema sinistra, perché riconosce nel referendum uno strumento importante di democrazia. Quindi dice: io magari voterò no perché voglio stare in Italia, però riconosco che il referendum è ha un alto valore di democrazia e quindi è giusto che i veneti in questa situazione, teniamolo presente, in questa situazione socio-politico-economica che stiamo vivendo, perché il Veneto ha una particolarità che altre regioni non hanno, è un discorso anche di coesione sociale, gli imprenditori, pensiamo a quanti imprenditori anche dall'inizio dell'anno si sono tolti la vita, sono delle cose che non avvengono magari con la frequenza che avviene qui in Veneto e in altre regioni, quindi abbiamo una sensibilità che è completamente diversa e staccata da altre regioni e credo fortemente che il Veneto sia molto più avanti come sensibilità, come coscienza. Si stanno risvegliando tantissimo le coscienze. Questa cosa volevo chiedere, ma comunque la Lega ha portato avanti, adesso sta cavalcando, diciamo, quest'onda di autonomismo, di indipendenza, quant'altro, che poi anche vedremo meglio di distinguerlo nuovamente. Basilare, sì. E la Lega abbiamo in 3 regioni del nord Italia, chiaramente, molto forte e sentita, comunque in particolare Lombardia e Veneto. Sì. Dove c'è. E perché no Lombardia, allora, uno va a pensare? Facendo pochi sillogismi. Vabbè, ci sono 2 motivi, uno che è proprio finemente legale e giuridico e un altro che è anche di appartenenza e di storia. Il Veneto, come oggi a livello regione, è assieme alla Sardegna l'unica regione che può indire un referendum ascoltando il popolo veneto e il popolo sardo. Perché all'interno dello statuto della regione Veneto non si parla di popolazione, ma si parla di popolo. Riconosciuto anche dall'Italia, quindi si parla proprio con termine popolo. È stato un errore, una svista? Probabilmente una svista da parte dell'Italia, probabilmente sì, delle istituzioni italiane. Ma quando è stato fatto lo statuto è stato fatto a ragion veduta, perché comunque se cominciamo ad aprire qualche cassettino della nostra storia, la nostra identità è veramente forte. Un po' dimenticata se vogliamo, ma io vedo quando facciamo serate con 200, 300, 400 persone in sala parlare di piccole cose e risvegliare l'interesse, vedere persone che poi escono orgogliose di aver capito che hanno una storia che non ci è stata insegnata a scuola, perché storia serenissima a scuola non si fa, a scuola è l'obbligo. E quindi questo è un motivo. La Lombardia e il Veneto, se togliamo Brescia, Bergamo e Mantova, che comunque facevano parte della Serenissima e in effetti storicamente ci sono ampi segni della presenza della Serenissima, appartenenza alla Serenissima nella storia, ma il resto della Lombardia non ha una storia in comune con il Veneto e con i Veneti. Hanno una storia in comune i Friuli Venezia Giulia. Se vogliamo vedere la storia in comune, ce l'hanno anche l'Istria e la Dalmazia, che oggi sono stati regalati praticamente alla ex Jugoslavia nel 76, alla faccia e nonostante l'articolo 5 della Costituzione, che tanto è in bocca a detrattori del referendum, l'Italia è unica e indivisibile. Nel 76, quindi l'altro ieri, storicamente, l'Istria e la Dalmazia sono stati ceduti
con no, il sono trattato di questioni Osimo agricole. a Tito, allora. Sì, beh, non tutta l'Istria del Dalmazia, erano già state perse comunque con la guerra. C'è stato Sì, ma c'era ancora Beh, un patto, territori... un territorio che era ancora in era parte del patto. territorio libero, Sì, che era un esatto, pizzettino esatto. piccolino, quindi Ma comunque c'è stato era anche... Veneto, Sì, sì, perché ecco, infatti, allora, togliamo la Lombardia, mettiamo il Friuli Venezia Giulia, Sì, che peraltro sì, ci seguono. sì. È lì che ha già uno Oggi, statuto oggi il speciale. referendum lo possiamo fare legalmente soltanto in Veneto come territorio veneto di oggi. Domani potranno fare a loro volta dei referendum il Friuli Venezia Giulia piuttosto che il Trentino, più che l'Alto Adige, perché l'Alto Adige storicamente ha un'altra collocazione, piuttosto che Dove Brescia. però ci sono fenomeni, manifestazioni di Ma è un altro popolo, è un altro popolo e hanno ragione. Quando vai a prendere il pane a Bolzano non parlano né italiano né veneto, parlano tedesco, un dialetto tra l'altro tedesco. E Assolutamente. quindi hanno perfettamente ragione. Ecco, questo scindersi, dividersi, eccetera, come viene visto? Vi sarete confrontati anche col governo centrale che da entrambi, come viene percepito? E questa è la novità nostra. Noi non abbiamo come interlocutori le istituzioni romane, intese le istituzioni italiane. Abbiamo come interlocutori Bruxelles e l'ONU. Quindi avete già Cioè interlocuto? il nostro percorso Certo, non certo. passa secondo il percorso che è stato fatto sbagliando, ma per carità, comunque hanno lavorato tanto, io rispetto tantissimo, soprattutto i leghisti che trovo alle nostre serate, che è gente che ha lavorato sul territorio. Il nostro percorso legalmente passa per le istituzioni internazionali. Quindi avete bypassato l'ostacolo? Non è bypassato, il nostro percorso è superiore legalmente alla legalità italiana. C'è l'articolo 10 della Costituzione che raramente viene citato, dove l'ordinamento italiano, quindi non quella istituzione o quell'altra, tutto l'ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Quindi, Patto di New York, autodeterminazione dei popoli, i veneti sono un popolo, hanno il diritto, secondo noi il dovere, di autodeterminarsi. Chiarissimo. Aggiungere qualche cosa a questo riguardo? No, beh, questo è il nostro percorso molto semplice. Possiamo definirlo un po' un uovo di Colombo, non avere come interlocutore Roma, ma non per una presa di posizione, perché, ripeto, non abbiamo nulla contro nessuno, ma proprio perché non ce n'è motivo, non ce n'è bisogno. Cioè, io non mi posso confrontare. Devo confrontarmi con chi è titolare di è portatore di quel valore che è l'autodeterminazione, e quindi sono le Nazioni Unite, l'ONU e Bruxelles. Cioè è un valore, è un diritto sovracostituzionale, un diritto fondamentale, ripeto, viene addirittura paragonato al diritto alla vita, e quindi non ho nessuna necessità di andare a interloquire con Roma. Roma poi valuterà cosa fare, cioè, chiaramente avendo firmato il patto di New York deve rispettare determinate... cioè, vado a porre la questione su un termine di legalità Diverso, cioè, no, ma torniamo su questi discorsi e vediamo anche di collocarli in un contesto europeo, Certo. alla luce di quello che sta succedendo. Pubblicità, torniamo tra poco.